Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati con noi in diretta. Apriamo con la sigla dello sport per un semplice motivo perché forse pochi lo sanno, ma Buia è ancora in festa. Dopo la vittoria di Alessandro De Marchi martedì nella Tre Valli Varesine, 48 ore dopo si replica con il più giovane Jonathan Milan, questa volta dalla pista. Oro continentale agli europei nella prova di inseguimento sull'anello del velodromo di Grenken in Svizzera. Il Buiese nella finale per l'oro ha regolato il russo Lev Gonov. Primi metri con l'avversario in vantaggio, ma Milan sul filo dei 60 all'ora ha prima azzerato il gap per poi giro dopo giro aumentare il vantaggio, viaggiando spedito nei 4 km previsti dalla prova come un treno in orario senza lasciar scampo all'eventuale recupero dell'avversario. Mentre andiamo in onda ci segnalano i festeggiamenti di tifosi, simpatizzanti e buiesi compaesani del neocampione europeo che bissa così la medaglia olimpica sempre su pista di poche settimane fa a Tokyo. Chiaramente complimenti a Jonathan Milan. Dunque un'altra soddisfazione per lo sport del Friuli Venezia Giulia. La gara si è svolta, anzi si è conclusa intorno alle 21:30 di questa sera. Dunque complimenti a Jonathan Milan, neocampione d'Europa su pista per la gara di inseguimento individuale. E adesso torniamo, come si dice, nella normalità con la cronaca. E ritorniamo dunque in studio, proseguiamo con il nostro audiogiornale. Un incendio ha interessato un capannone dell'Ausonia, una delle più antiche coltellerie di Maniago. Le fiamme hanno interessato lo stabile che si trova vicino al centro della cittadina dei coltelli. Nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco sono arrivati con squadre dal distaccamento locale, ma anche dalla sede centrale di Pordenone. Ancora prima che arrivasse la proprietaria ad aprire i cancelli, i vigili del fuoco hanno cercato di entrare scavalcando il muro di recinzione con le scale. Tuttora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme che chiaramente si proporranno per tutta la notte, poi se il fuoco insomma sarà domato si procederà alla bonifica dello stabile. No, al momento non sono segnalate persone coinvolte nel rogo. Vediamo se riusciamo a cambiare la foto. Eccoci qua, come potete vedere siamo in rigorosa diretta, sono le 23:17. Valorizzare e implementare la produzione italiana, no, pardon, il Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso soddisfazione per le maggiori aperture delle attività più colpite durante la pandemia, in particolar modo in riferimento alla capienza di cinema, stadi e discoteche. Si tratta di una decisione in linea con quanto la Regione Friuli Venezia Giulia aveva già portato all'attenzione del governo centrale. Valorizzare e implementare la produzione italiana che è di qualità certificata, di acquacoltura sostenibile, il cui beneficio è evidente anche rispetto alla tutela del mare, non in contrapposizione con il pescato, ma tutelando in maniera diversa la risorsa marittima, anche perché le produzioni sono apprezzate dal consumatore. Lo ha detto oggi il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, intervenendo a Trieste in Camera di Commercio Venezia Giulia a un convegno sul tema, in considerazione del fatto che l'Italia annualmente importa oltre 1 tonnellata di pesce anche da paesi extra Unione Europea, dove non vigono i stringenti vincoli comunitari. E andiamo a chiudere con Gorizia. Progettare la ricucitura urbanistica fra le due città separate da un confine, Gorizia e Nova Gorica, che rimarranno in due stati, Italia e Slovenia, ma che già oggi rappresentano urbanisticamente l'una la prosecuzione dell'altra e viceversa.
peculiarità che ha contribuito al titolo di Capitale Europea della Cultura 2025. È l'obiettivo delle due amministrazioni comunali e del corso di architettura dell'Università di Trieste a Gorizia e con la collaborazione con l'Ateneo Fratello di Lubiana. Ha avviato la terza e più ampliata internazionalizzazione edizione del laboratorio di progettazione proprio per la ricucitura urbanistica. All'iniziativa, attiva su proposta degli assessorati all'università e all'urbanistica del Comune di Gorizia, con il finanziamento del Consorzio Universitario di Gorizia, ha chiesto di partecipare un numero più che doppio rispetto agli anni scorsi, 70 studenti su 40 posti disponibili, provenienti da varie regioni italiane e chiaramente dalla Slovenia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione della sera. Non resta che ringraziarvi come sempre per la visione e l'ascolto. Domani mattina riprenderemo i nostri live con un servizio molto particolare, ma lo scoprirete, come si dice, seguendoci. Chiaramente ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Vista l'ora, non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.